Ciao tifosi partenopei, il Napoli batte il Genoa. Parliamo della partita e molto altro, tutto quello che è successo nella partita e nel dopo partita. Guardate cosa hanno detto i giocatori e l'allenatore Antonio Conte nel dopo partita. Avete controllato se siete iscritti al nostro canale. Qui vi aggiorniamo quotidianamente sulle novità e tutto quello che succede in casa Napoli. Aiutateci a raggiungere l'obiettivo dei 10.000 iscritti. Grazie, tifosi azzurri. Il Napoli ha vinto 2-1 in casa del Genoa nella 17ª giornata di Serie A e, in attesa della risposta dell'Atalanta contro l'Empoli, almeno per una notte è tornato in vetta al campionato. Al Ferraris, la formazione di Conte ha capitalizzato al massimo un primo tempo di altissimo livello, sbloccato al 15 da Anguissa, dopo una traversa clamorosa di Lukaku nei primi minuti. Al 23 il raddoppio di Rahmani è arrivato sugli sviluppi di palla inattiva, ma quando la contesa sembrava indirizzata e a senso unico, la reazione del Genoa nella ripresa ha portato il Grifone a riaprire il match al 51 con Pinamonti. Le parate di Meret sul centravanti e su Badegli hanno fatto il resto, con il palo di Balotelli nel finale come grande rimpianto per i rossoblù di Vieira. La partita. Le due anime del Napoli si sono palesate in tutte le proprie contraddizioni nei 90 minuti del Ferraris, ma quel che conta alla fine è sempre la stessa cosa. Conte e la sua squadra tornano da Genova, con 3 punti importanti, messi in valigia con un primo tempo di livello assoluto per qualità, intensità e proposta di gioco e difesi strenuamente nella seconda parte del match, dove le difficoltà degli azzurri sono apparse tanto evidenti quanto inaspettate. Merito del Genoa, capace di fare esattamente il contrario con un secondo tempo di qualità, ma anche della reattività di Meret che ha blindato la porta una volta che Pinamonti è riuscito a bucarla subito a inizio ripresa, infiammando l'ambiente. Ma qual è il vero Napoli? I primi 45 minuti disputati dagli azzurri sono stati da stelline negli occhi. Una squadra in campo aggressiva, organizzata e intensa, capace di creare occasioni da rete a ripetizione fin dal primo minuto mettendo all'angolo il Genoa. Dopo 5 minuti la traversa di Lukaku, poco dopo un'altra occasione per il belga fino all'1-0 di Anguissa, arrivato svettando in mezzo all'area con prepotenza dopo la solita giocata tecnica e veloce di Neres, imprendibile a larghi tratti. Sempre il brasiliano ha propiziato il raddoppio subendo fallo in attacco, sugli sviluppi del quale è stato Rahmani a infilare l'angolino, sempre di testa, un dominio assoluto fino all'intervallo. E poi il Genoa è tornato in campo con tutt'altro piglio e se dopo pochi secondi Pinamonti ha svegliato Meret costringendolo a volare sulla propria sinistra per evitare il gol immediato, al 51 il centravanti ha capitalizzato il lavoro di Vitinha infilando l'angolino. Lì forse il Napoli si è spaventato e al tempo stesso il Grifone ha preso coraggio, mettendo in campo aggressività e intensità, invertendo i ruoli rispetto alla prima parte di gara. Con coraggio la contesa si è spostata davanti all'area del Napoli e proprio Meret, a conti fatti, è diventato il protagonista della vittoria, con interventi decisivi. Prima sul colpo di testa di Badegli, poi 2 volte su Balotelli nel finale, con anche l'aiuto del palo. Le pagelle del Napoli. Alex Meret 7. Dopo un primo tempo da spettatore non pagante apre la ripresa con un mezzo miracolo, a freddo, su Pinamonti. Bravo poi a ripetersi in almeno altre 2 occasioni, da Badegli a Balotelli nel finale. Insomma, c'è tanto di suo nella vittoria oggi del Napoli. Giovanni Di Lorenzo 6,5, una garanzia sulla destra dove fornisce offensivamente tutte le soluzioni extra di cui ha bisogno Politano, soprattutto nel primo tempo. Cala un po' alla distanza. Amir Rahmani 7. La fisicità sulle palle alte è davvero unica e alla fine risulta fondamentale quest'oggi al Napoli per portare a casa i 3 punti. Il gol infatti ha un gran peso specifico. Juan Jesus 6, non facile ritrovarsi titolare dall'oggi al domani, specie poi per sostituire uno come Buongiorno. Il brasiliano però, Amarassi, porta tutta l'esperienza della sua carriera, gioca semplice e non commette errori. Mattias Olivera 6, un po' meno spinta del solito oggi per il Napoli con Olivera. Poco importa però perché dal suo lato c'è un Neres scatenato. Frank Zambo Anguissa 7, secondo gol consecutivo e quella volontà di Conte di trovare più inserimenti che alla fine è subito accontentata. Anguissa sblocca la gara e il Napoli, giocando un primo tempo eccellente e una ripresa più complicata, ma comunque generosa. Stanislav Lobotka 6,5. È suo il pallone scodellato dentro che porta alla zuccata di Rahmani. Un primo tempo da professore lì in mezzo, a cui segue però una ripresa dove cala un po' troppo.
come tutto il Napoli del resto. Scott McTominay, 6, vale il discorso fatto in precedenza. Nel primo tempo spadroneggia in mezzo al campo, dove impone ritmo e fisicità non sostenibile per i genoani. Poi però cala troppo rapidamente alla distanza. Matteo Politano, 6 per 45 minuti, dà molto, ma davvero molto fastidio ad Aaron Martin. Nel secondo tempo però la sua spinta si affievolisce, compito un Napoli che va in modalità gestione forse un po' troppo presto. Romelu Lukaku 6, parte forte, con un colpo di testa che spaventa le ali e un paio di giocate importanti. Poi però Bani e Vazquez gli prendono un po' le misure e il belga alla fine resta ancora a secco. Dal 73 Giovanni Simeone 6, finale senza clamorosi squilli, anzi in un paio di occasioni fatica a tener su la squadra. Ma non è comunque clamorosamente negativo. David Neres 6,5, è dal suo piede che nascono le cose più interessanti per il Napoli. Si configura a lungo come un fastidio per Sabelli e compagni. Offre poi l'assist ad Anguissa, che apre il conteggio del Napoli. Dal 73 Kvicha, Kvaratskhelia 6, entra e cerca subito la superiorità numerica, come da tradizione. Spezzone interessante, ma nulla di clamoroso. Antonio Conte 6, un Napoli, va detto, dai due volti. Il primo brillante e moderno, una squadra che per 40 minuti impone ritmo alto e fisicità, surclassando il Genoa. L'altro, decisamente più speculativo, volto alla gestione bassa e sofferta del risultato. E alla fine i concetti sono sempre quelli, finché vince ha ragione lui. Ma questo Napoli, per le qualità a disposizione, potrebbe fare di più. Antonio Conte può uscirne comunque soddisfatto, e per i 3 punti e per le 2 prestazioni differenti offerte nei 2 tempi. Nel primo qualità e spregiudicatezza, nel secondo capacità di saper soffrire e compattezza. Ad ASN al termine del match ha parlato Antonio Conte. Sul lavoro svolto nel primo tempo e sul confronto all'intervallo ha dichiarato: molto soddisfatto del primo tempo, dove abbiamo dominato in lungo e in largo. L'unica cosa che siamo detti all'intervallo è stato quelli di non farli rientrare, anche perché conosco questo stadio. Se si vuole avere l'ambizione di stare lì e dare fastidio, bisogna cambiare, bisogna stare sul pezzo. Noi dobbiamo difendere attaccando. Quando parlo di lavoro in corso, mi riferisco a queste cose. Conte, inoltre, ha messo in evidenza il suo dispiacere per il secondo tempo svolto dai suoi ed ha sottolineato: oggi siamo stati fortunati, mentre in altre occasioni avremmo pianto. I ragazzi devono capire che le partite si giocano fino alla fine. Non mi è piaciuto niente del secondo tempo. Sono un allenatore che ha tanta esperienza, ma cerco sempre di battere me stesso. Questo è il mio obiettivo. In merito alle ambizioni che squadra deve avere, ha messo in evidenza: vogliamo dare più fastidio il più possibile. Se sei intelligente, porti a casa un insegnamento. Se vedi il risultato, solo allora non va bene. Non mi aspettavo questo secondo tempo. Questo gruppo, bravo a capire dove si può migliorare, sarà contento dei 3 punti, ma sarà anche deluso del secondo tempo. Ma non ha parlato solo Conte. Al termine della partita ha parlato anche Anguissa e Meret, il protagonista della partita. Meret ed Anguissa mandano un messaggio netto. Ai microfoni di DAZN, dopo la chiusura del sipario di una partita molto divertente, hanno parlato Alex Meret e Frank Anguissa, che hanno analizzato la gara disputata. Alex Meret ha tenuto a mettere in luce alcuni aspetti del match, focalizzandosi sull'importanza dei 3 punti. Questa è stata una partita diversa tra primo e secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo avuto in mano il gioco numero, nel secondo tempo ci hanno pressato, ma siamo stati bravi a difendere, dobbiamo solo lavorare, siamo contenti e vogliamo continuare a rimanerci. Frank Anguissa invece ha chiarito a chi ha dedicato il gol e messo in evidenza la difficoltà della vittoria. Cosa importante è vincere, soprattutto in una gara così difficile. Segnare o meno è la stessa cosa. Bello vedere una partita dove difendiamo tutti assieme. Dedica a Daniele e sempre ai miei figli. Condividi con noi la tua opinione, tifosi azzurri. Grazie per l'attenzione e a presto con tutto quello che succede in casa Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.